Allora, Stefano Zara, stavamo chiacchierando fuori onda, ci facevo delle domande un po' così. Noi siamo un paese ambito, perché si mangia bene, perché si vive bene, perché abbiamo bellezze architettoniche, paesaggistiche, naturali e quant'altro, e per lo stock di risparmio accumulato negli anni. Cioè, alle banche straniere interessa l'Italia, perché c'è tanto denaro nelle casse delle banche, e quindi secondo me le banche che si occupano di gestione del risparmio, di quello se ne occupano. L'Italia è, tra virgolette, ha più risparmio privato rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, rispetto all'Inghilterra, quindi noi non cresciamo, ma nel corso degli anni, dal dopoguerra in poi, abbiamo accumulato uno stock importante, 8.000 miliardi è il monte risparmio. Gran parte è debito pubblico, perché è stato sempre per l'elezione la scelta prediletta dai risparmiatori italiani, oltre che dalle banche e dalle assicurazioni. Quindi i risparmiatori italiani avevano e hanno ancora molto debito pubblico nei loro portafogli, le banche idem, le assicurazioni anche, per molti anni ci è andata bene, poi con i tassi sono scesi, precipitati a zero come negli ultimi 4 anni. Ovviamente questo non genera più redditività. L'italiano aveva da una parte il mattone, che ha garantito negli anni una crescita cospicua, evidente, e dall'altra parte il debito pubblico. Quando sono venute meno sostanzialmente queste due scelte generazionali, ecco, improvvisamente ti accorgi che devi fare dell'altro, e non è così facile cambiare modo di essere, uscire dalla propria zona di comfort, cercare di diventare improvvisamente da risparmiatore a investitore. Questo cambio di pelle ci occuperà per la prossima generazione. Ma molte cose sono cambiate. Io dico sempre, io faccio questo mestiere dal 95, sono 22 anni che lo faccio. In maniera ondivaga ho sentito sempre i soliti discorsi, bisogna a fianco il cliente e quant'altro, educarlo. In realtà raramente ho visto banche preoccuparsi dell'educazione finanziaria dei loro clienti. Le banche si sono quasi sempre occupate e preoccupate del loro conto economico. Attenzione. È bene che il cliente si preoccupi in prima persona delle sue cose. Oggi ci sono disponibili per tutti. A questo punto di vista Inter è stata la più grande scelta, la più grande occasione di democrazia vera, reale, almeno che io ho vissuto, che la mia generazione ha vissuto. Attenzione. Noi siamo stati, ma lo leggevo in qualche giornale qualche settimana fa, noi siamo stati per tutto il Novecento e l'Ottocento sono stati i secoli dei confini. Noi quando abbiamo studiato storia a scuola studiavamo sostanzialmente un fatto che riguardava i confini, che si spostavano, quindi guerre, e l'identità è stata stabilita e delineata da confini. Improvvisamente con la nascita dell'euro questi confini sembrano non avere più nessuna, e questo ha destabilizzato tanta gente, perché l'identità senza confini non esiste. Certo. Questo ha destabilizzato un sacco di persone, ecco i populismi, ecco perché l'euro, torniamo alla liretta, come se fosse possibile tornare a... Non siamo un paese autoctono, cioè non siamo un paese che produce e trasforma le cose, noi abbiamo bisogno per fare qualsiasi cosa, comprare in altri paesi, quindi l'autonomia è una non possibilità che però fa a pugni contro questa perdita di identità, di questo mondo aperto. Il mondo aperto non è per tutti, ce ne accorgiamo. Certo. Il mondo aperto non è per tutti. Si dice che il mondo aperto è per la finanza. Sì, il mondo aperto è per la finanza perché è facile muovere denaro. Ormai non esiste più la materialità del denaro, tutto si sposta su... Però destabilizza notevolmente. Però destabilizza. Siamo cresciuti fino a ieri consapevoli di questo. Cantando la canzone del Piave, che è una canzone di confini, improvvisamente ti raccontano che i confini sono una cosa sbagliata. Però l'Europa se li tiene i suoi confini. E quindi destabilizza un po' tutti. Quindi diciamo i confini hanno sempre determinato l'identità. Occorre creare dei ponti, che è una cosa diversa. Tu per ogni ponte che getti devi creare un confine che dovrà essere di altra natura, è questo che dovrebbe servire la politica, un confine di altra natura. A chi non vanno i confini? Alla finanza, agli uomini di business, ma business non intendo Coca-Cola, intendo anche quello che fa sedie a Pordenone, che si dà la possibilità di venderle in tutto il mondo, lui è contento, è quello che fa le scarpe a Montebelluna, e agli uomini intelligenti, alle elite culturali, cui confrontarsi
con le cose belle o con opportunità, allora è sempre piaciuto. Certo. Tutto il resto fa fatica. Questa conflittualità la vediamo tutti i giorni, no? Quando ci chiediamo euro sì, euro no. Chi fa affari, il confine è solo una complicazione inutile, sia che li faccia attraverso la finanza, sia che li vendendo prodotti a destra e a manca, insomma. Sì. Però il confine ha determinato tutta la nostra cultura, quindi anche oggi quando parliamo di banca del territorio cerchiamo un confine che in realtà non ha alcun senso. No, che comprenda le dinamiche di un certo territorio che sono precipue rispetto a quelle purtroppo di un altro territorio, perché l'Italia è lunga, grande, bella e c'ha delle differenze. Esempio. Tesla che fa macchine elettriche ha fatto un modello, ma queste sono notizie di queste settimane, si chiama Tesla 3 mi pare, e l'ha venduto online, certo. Ne ha vendute, ha raccolto 450.000 ordinativi nelle prime 11 ore. Tesla oggi fa più fatturato, credo abbia superato Toyota. Cioè, ma cos'è quella sui 30.000 euro? Macchine elettriche, quella sui 30-35.000 $. Sì, 35 la famosa che era già stata prenotata prima ancora di uscire. Cioè, come capitalizzazione ha superato. Credo che la 500 si possa acquistare su Amazon, cioè anche lì, attenzione che il mondo non aspetta che noi lo comprendiamo, certo, il mondo è liquido. Le opportunità sono liquide, poi noi abbiamo bisogno di crearci dei confini, altrimenti la gente va in piazza o elegge un presidente col ciuffo, però il mondo è liquido e gli uomini di business, le persone che non hanno paura, le opportunità se le cercano, le creano, questo è anche un fatto di libertà. Insomma. Assolutamente, tornando a questo che ci allacciamo al discorso che l'avevo interrotta anche brutalmente, però è un po' il preambolo, cambia anche il modo di fare impresa. Sì, ecco, per riallacciarmi a quello che diceva prima Stefano Zara, Tesla è un ottimo esempio di come cambia il modo di fare impresa. Una volta per creare un'impresa importante ci voleva decenni e qualche generazione. Oggi per creare un'impresa importante basta qualche anno. Se si è in un determinato mondo, che è il mondo, non si può più dire del domani, è il mondo dell'oggi di fatto. Tesla mi pare che abbia una decina d'anni come impresa e oggi capitalizza più di Ford e di General Motors. E non vende ancora molte auto, ma è posizionata in un settore del mercato, l'auto elettrica, che è il settore del futuro. Basti pensare che la Cina, che è il più grande mercato per le auto, sono vendute circa 28 milioni di auto state vendute l'anno scorso solo in Cina, evidentemente perché sta crescendo la classe media cinese come quantità. Si parla di circa 300 milioni di persone nella classe media che aumenta di anno in anno, con un potere di acquisto evidentemente inferiore al nostro, che però sta aumentando. Comunque Tesla, o meglio, l'auto elettrica in Cina sta rivoluzionando, ha già rivoluzionato il mercato dei produttori, e il governo cinese, voi sapete che lì ci sono i piani settennali, e dunque è il governo che dirige, è un capitalismo, certo, comunismo un po' strano, che però funziona. E nei piani settennali è previsto che le fabbriche di automobili tradizionali non possono più espandersi, ed oggi c'è una sovracapacità produttiva del 60%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a breve noi occidentali, diciamo così, saremo inondati di prodotti nell'automotive cinese a bassissimo prezzo, perché devono trovare un mercato di sfogo. E mentre loro si stanno riconvertendo in Cina all'auto elettrica, perché questo limite non vale per lo sviluppo delle fabbriche di auto elettrica, ci inonderanno di prodotti tradizionali automotive, e quando noi l'avremmo capito il mondo sarà già cambiato. Tenga presente che in Italia, quando parlo di noi, tipicamente l'Italia, noi abbiamo un indotto di circa 300.000 persone nell'automotive, con un fatturato... Ecco, precisiamo, automotive è tutto l'indotto dell'autoveicoli in senso esatto, lato. E per l'Italia è un indotto nel segmento industriale molto importante, mi pare che sia attorno al 2% di PIL solo nell'automotive. Bene, cosa succederà in Italia quando da un lato ci sarà
saremo inondati di prodotti a bassissimo prezzo. E attenzione, la qualità non è più come una volta che il prodotto cinese era di bassissima qualità. Oggi i cinesi comprano le teste nostre, le portano lì a lavorare o le lasciano qui, e dunque i prodotti cinesi creati in Cina, fabbricati in Cina, molto spesso hanno designer italiani di altissima qualità. Però sappiamo che sì, è vero che la qualità, però il materiale impiegato molte volte. Loro vincono evidentemente sul cosiddetto capitale umano, pagano pochissimo i dipendenti, anche se qualcosa sta cambiando. E comunque, per tornare al tema, saremo da un lato inondati di prodotti a basso prezzo e dall'altro lato, cambiando il paradigma economico nell'automotive, noi siamo pronti per l'auto elettrica. Abbiamo fabbriche di auto elettrica in Italia, abbiamo fabbriche che producono la componentistica dell'auto elettrica. Noi non dobbiamo pensare alla Fiat che costruisce le auto, dobbiamo pensare a come è fatto un motore tradizionale dell'auto tradizionale, diciamo, e a come è fatto un motore dell'auto elettrica. Non ha gli stessi componenti. Siamo pronti a costruire quei componenti necessari per l'auto elettrica. Siamo pronti a costruire ancora peggio, a caricare le auto elettriche. Siamo pronti a caricare l'auto elettrica. Che è la cosa più semplice che ci possa l'auto essere. elettrica sembra un tema futuristico, ma in realtà se andate in California, l'auto elettrica è assolutamente... Le Tesla sono molto diffuse in California. Dunque, adesso si comincia a vedere anche in Italia. Solo che hanno un prezzo ancora... Hanno un prezzo ancora importante, però il modello di cui si parlava prima della Tesla è un modello economico. Che la Tesla produrrà proprio per aggredire il mercato, la fascia media dei consumatori, e dunque per aumentare a dismisura i propri numeri. Il vero punto di domanda è: siamo pronti alla sfida? Io ho qualche dubbio. E dobbiamo anche essere aiutati, perché ho l'impressione che oggi in Italia l'imprenditore è abituato a far da sé. Però dobbiamo anche essere, ed è un eroe, lo considero un imprenditore italiano per mille motivi, lo considero un vero eroe, ma abbiamo bisogno anche del supporto dall'alto, diciamo, da parte del governo, dello Stato, perché altrimenti, lasciati soli in questa economia digitale, facciamo molta fatica. Basti pensare che le prime 6 aziende al mondo per capitalizzazione sono... Tra le prime 6 ci sono 5 aziende digitali: Facebook, Amazon, Alphabet, Google, Microsoft, e poi in mezzo c'è Warren Buffett che tra l'altro è finanziario, non è neanche economico. Queste aziende hanno capitalizzazioni tali che permettono sostanzialmente di essere paragonati a piccoli stati, con un potere incredibile. Queste aziende vendono attraverso internet servizi e prodotti, e li vendono a chi? A noi, per esempio italiani, che paghiamo la fattura in Lussemburgo, in Irlanda, ed è un tema non da poco. Il mondo sta cambiando, dobbiamo capire dove sta cambiando e mettersi le mani davanti agli occhi e fare, diciamo, proteste in piazza di retroguardia, secondo me non ha molto senso. Dobbiamo intuire dove sta andando il mondo e seguire l'onda e possibilmente anticiparla. Quello delle proteste in piazza è... Cioè, economisti europei soprattutto hanno questa sensibilità, no? Nel capire che il mondo degli affari, il mondo smart, insomma, delle persone acute, intelligenti, che non vedono, insomma, anche i cinesi quando hanno fatto la muraglia cinese l'hanno fatta più per dare delle sicurezze ai loro cittadini che proteggerli dai mongoli. I mongoli poi ci giravano a fianco, ci andavano per sopra, non ha mai fermato. I confini servono più per assicurare chi ci sta dentro che a proteggerli da chi sta fuori. Però le proteste in piazza sono un segnale, che l'atteggiamento di dire ma tanto noi intelligenti sappiamo dove andare, voi che protestate non ci arrivate a capire com'è il mondo, è sbagliato, no? Perché questo alimenta e fomenta un ulteriore livello di aggressività il problema è che se siamo cresciuti fino a ieri nella logica dei confini, di cambiare le cose da sera alla mattina è complicato a tutti i livelli. La finanza ha le sue strade, no? Viviamo anche in un mondo in cui si creano delle enormi ricchezze molto più velocemente del passato e c'è una cattiva distribuzione della ricchezza, questo sì. Noi ci arrovelliamo a trovare la soluzione a questo problema
ce l'ha detta anche Piketty, l'economista francese che ha scritto Il Capitale del XXI secolo, che è un libro letto da tutti i principali economisti e sostanzialmente le ricette giuste non ce ne sono, bisogna tassare di più quelli che guadagnano molto e distribuire la tassazione. L'unico sistema che non prevede la guerra, perché poi è stato molto chiaro, nel passato la cosa si risolveva perché in 50 anni ci ammazzavamo tra di noi e la cosa si distribuiva naturalmente. Per fortuna ma i conflitti locali virulenti che ci sono la dimostrazione che, attenzione che poi il conflitto si prende il suo spazio laddove la mediazione politica non ci arriva di suo. Attenzione che molti dei problemi che viviamo è perché non riusciamo a capire i meccanismi che noi stessi creiamo, non riusciamo a controllarli perché c'è poco da dire. Il mercato non è intelligente, il mercato non si autoregola. Le dinamiche, le soluzioni ai problemi importanti epocali è sempre trovate la politica, perché le trovi. E così dovrebbe fare, tra l'altro. Serve una leadership all'altezza. Purtroppo viviamo in anni in cui la leadership, almeno in Europa, ma nel resto del mondo, fa scelte diverse, e quindi quando delle aree importanti del mondo in cui viviamo ha politiche diverse, fa scelte diverse, trovare la quadratura del cerchio è molto complicato. Assolutamente, ti devo interrompere perché devo andare in pubblicità. Pochi secondi, poi ritorniamo insieme, vediamo altri aspetti interessanti perché c'è questa digitalizzazione imperante, ci sono anche questi mercati che ci fanno competizione alle nostre stesse imprese che comunque lottano per crescere, per sopravvivere, per andare avanti. Pubblicità.